Buongiorno a tutti, sono Marta Artico e proseguiamo le nostre interviste mattutine del sabato. Sorseggiando il nostro caffè siamo con Maurizio Franceschi, direttore metropolitano e veneto della Confesercenti. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. È la terza volta che lo diciamo, ma non fa mai male, no? E comunque manca la candelina che poi qualcuno ci accende. Intanto io entro subito nel vivo delle nostre interviste, facendo delle domandine un po' piccanti. Come tua abitudine. In questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, uno degli argomenti di cui si fa più parlare e di cui anche così i negozianti, i commercianti discutono è questo nascere come funghi di alberghi in città. Qual è la direzione, la piega che stiamo prendendo o che comunque qualcuno pensa che la città stia prendendo? Ma io nel bene e nel male, insomma. Tanto vi ringrazio molto per l'invito, perché a me fa molto piacere parlare di questa città, che è una città diciamo molto particolare rispetto alle altre città del Veneto, perché nella sfortuna di essere stata una città brutta, perché questa è l'idea che si era molto diffusa e purtroppo ancora oggi c'è nell'immaginario collettivo, ma non è più vero, è l'unica città che possiamo definire metropolitana del Veneto, sia da un punto di vista economico che sociale, ma e soprattutto proprio perché, grazie o per sfortuna, alla sua conformazione urbanistica che si è realizzata soprattutto negli anni 60, cioè con l'evento di Porto Marghera. Molti danni sono stati fatti nel Veneto in nome dello sviluppo e qui a Mestre questi danni sono molto, molto evidenti. Però è quella città che più di altre richiede delle profonde trasformazioni per diventare una città bella. Perché se noi pensiamo a Padova, a Verona, a Treviso, hanno meno questa esigenza. Sono città che richiedono interventi, diciamo, di manutenzione, di innovazione, però non sono città che richiedono interventi profondi per diventare città appunto belle, e nella definizione di bello ci stanno tutti gli aspetti legati ai fatti economici, agli aspetti economici, al fatto di diventare... Non è un bello puramente estetico. Esatto, bellezza può produrre anche ricchezza. E allora tutto quello che sta avvenendo a Mestre ed è un percorso che è iniziato da molto tempo, perché le città sono luoghi molto complessi, non si trasformano dalla sera al mattino o dal mattino alla sera, sono processi lunghi, e questi processi lunghi che sono stati iniziati ormai diversi anni fa, trovano oggi alcune conferme, e rispondo quindi alla prima domanda. Alberghi. Che riguardano gli alberghi. Mestre è una città che già oggi vive solo parzialmente di una economia turistica, ma che vede circa 2.700.000 presenze su Mestre, che fino ad oggi, su Mestre Marghera diciamo, però la concentrazione maggiore è su Mestre, e queste presenze fino ad oggi hanno avuto delle ricadute poco significative da un punto di vista economico sulla città. Erano diretti verso Venezia. Erano diretti verso Venezia, sono diretti verso Venezia, però siccome poi tornano da Venezia, va bene, se trovano una città in grado di dare servizi, una città come si definisce ospitale ed accogliente, probabilmente questi turisti possono non solo rimanere, ma appunto usufruire di quello che la città può offrire, quindi con una ricaduta da un punto di vista economico. È evidente che quello che sta succedendo in quel luogo, che
l'asse della ferrovia verso la stazione, no? Verso la stazione, ferrovia intesa stazione, senza dimenticare che poi c'è un altro asset importante che è il polo universitario, perché anche questo forse non l'abbiamo preso in dovuta considerazione, cioè turismo e studenti assieme che possono confluire nella città. Allora, tutto questo ovviamente probabilmente creerà qualche problema, nel dibattito è emerso e io penso che ci siano anche delle componenti molto serie di preoccupazione sulle ricadute che possono avere questi hotel e queste presenze su Venezia, città antica, ma certamente per Mestre sono una grande opportunità. Positivo. Molto positiva perché è una nuova economia, una nuova ricchezza che viene messa a disposizione della città se la città sarà in grado in qualche modo di trasformarsi da un punto di vista appunto di diventare città ospitale e accogliente. Quindi questo dovrebbe favorire anche quei processi un po' lenti che hanno interessato la città, per cui la città oggi non è ancora una città competitiva, soffre molto della concorrenza delle altre città. Non siamo molto attrattivi, dici sempre, no? Siamo poco attrattivi, sì. Però questo potrebbe spingere qualcuno a investire. E infatti tutti questi aspetti, ma poi ce ne sono altri, poi penso che parleremo anche un po' dell'M9, no? Certo, che ci ricollega su. Ma c'è anche un altro aspetto che io ritengo sia molto importante di quello che sta succedendo dalla stazione in via Torino rispetto al centro. Noi abbiamo una grande ferita tra queste due parti della città, che è quell'area che va da via Piave, via Cappuccina, tutta la parte intermedia, no? Che sta vivendo da molti anni una fase, diciamo, di declino, di degrado. Diciamo che la piazza fa la cesura. Esatto. Tra Mestre e qua. Ecco, io penso che questi due, una riqualificazione molto diciamo forte che sta avvenendo nel centro e si sta spostando verso la stazione, pensiamo all'M9. Dall'altra parte c'è la stazione via Torino, alberghi, Università, che si avvicinano verso il centro. Io credo che nel tempo questa parte sarà una parte che questi processi produrranno degli effetti positivi di riqualificazione urbana e sociale, quella che si chiama la rigenerazione urbana, no? Che non è un fatto urbanistico edilizio, è un fatto diciamo che si sociale, economico. Ecco, sono processi che richiedono tempo ovviamente, però grazie a questi interventi questi processi sono possibili, altrimenti rimane la situazione anche di insicurezza che c'è, se pensiamo, perché la sola repressione non è sufficiente. Perché per esempio, no, che cosa si dice ogni tanto, no? Ultimamente si sente, senti che le rotelle, no? Perché si sentono queste rotelle dei trolley tutto il giorno che vanno su e giù. Ed è vero, perché i mestrini si rendono conto spesso e volentieri che anche al mattino tu vai da Biasetto a fare colazione piuttosto che senti parlare americano, inglese, insomma, e sono tutti turisti. Allora, dicevamo anche precedentemente che, voglio dire, per esempio, adesso si sta organizzando il Natale mestrino e mi hai anche detto che questo sarà di passaggio, no? Forse, ma per il prossimo anno noi dovremo richiamare tutti i turisti che stanno negli alberghi al nostro Natale, ai nostri banchetti, alle nostre iniziative. Come si può fare? Bisogna innescare un meccanismo. Noi dobbiamo pensare più in grande, forse. Certo, no? Noi dobbiamo intanto partire da, secondo me, alcune considerazioni che poi devono notare anche gli asset sui quali si lavora. Allora, la città deve essere competitiva tutti i giorni dell'anno. Allora, competitiva e attrattiva. Attrattiva anche per chi, oltre che per ovviamente turisti piuttosto che consumatori, per gli investitori, cioè quello che ancora oggi soffre questa città è che ci sono pochi imprenditori che credono in questa città e investono.
Allora, noi dobbiamo avere la capacità di presentare la città per quello che è e per quello che sarà, cosa che fino ad oggi secondo me non è stata fatta in modo adeguato, perché è ancora troppo diffusa la percezione degli aspetti negativi che hanno caratterizzato questa città, e dire che Mestre è brutta oggi non è più vero. Potevamo dirlo un po' di anni fa, ma oggi non è più vero, perché gli interventi di riqualificazione urbana che sono avvenuti nella città, di pedonalizzazione, il tram stesso con tutti i giudizi, ma è un segno della modernizzazione. Ecco, la parola che io uso spesso è che Mestre è una città che deve puntare il suo futuro sulla modernità. Perché lo può fare? Perché è l'unica città, per le cose che dicevo prima, che può effettuare delle profonde trasformazioni dal punto di vista urbano e sociale. Pensiamo all'M9, che l'M9 è un luogo, è un'offerta turistica, culturale, di intrattenimento da grandissima città. Io spero, faccio un bocca al lupo all'M9, perché so anche quanto difficile sarà in una città come questa che l'M9 possa decolare. Chiaro? Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. No, parlavano addirittura di 200.000, deve avere 200.000 visitatori se non erro, ecco. Sono tantissimi. Sono tantissimi, possono essere aiutati dal fatto che ci sono gli alberghi, va bene, e ci sono molte condizioni per le quali questo io mi auguro possa... Bisogna studiarla bene. Bisogna studiarla bene, no? E quindi in questo processo di trasformazione, nella modernizzazione della città, nella modernità, nell'innovazione, nel digitale, perché anche l'M9 sarà anche qui un riferimento importante di come il digitale e quindi le tecnologie possono aiutare le trasformazioni delle città, no? A cui tutti poi devono concorrere in questa trasformazione. Allora, per questi motivi io penso che ci siano tutte le condizioni per cui, se noi siamo capaci di presentare la città per quella che è, per quella che sarà, in modo adeguato, credo che potremo trovare anche investitori, perché abbiamo bisogno di nuovi imprenditori in questa città. Qui c'è bisogno di nuovi imprenditori con nuove offerte, da un punto di vista commerciale, da un punto di vista dei servizi, no? Che consentano a questa città di diventare una città che è in grado di rispondere a quelli che sono le sfide della competizione. Le carte in regola come vera città metropolitana ce le abbiamo noi. Sì, ce le abbiamo noi, abbiamo tutte le carte in regola. E non ce ne vogliono i trevigiani, che non ce ne vogliono... No, perché ripeto, perché questa è la città delle grandi trasformazioni. È la città delle grandi trasformazioni. Se riusciremo a riempire quel benedetto buco dell'ex Umberto I, il Museo del Novecento c'è, dall'altra parte abbiamo le strutture ricettive, abbiamo Venezia, abbiamo l'università vicino, abbiamo l'università, abbiamo ormai una riqualificazione che è avvenuta, abbiamo il tram con tutti però segno di una città moderna. Anzi, io credo che bisognerebbe pensare a come eventualmente estendere le linee del trans. Penso che c'è tutta l'area che arriva all'ospedale che non è servita. Siamo in attesa del funzionamento della metropolitana di superficie con fermata e una porta importante di ingresso della città che è all'altezza dell'Umberto I, va bene. Quindi nel momento in cui si realizzano, la città diventa centrale rispetto anche all'area metropolitana. E ascolta, ritornando... Quindi non si chiamerà solo città metropolitana come denominazione, ma sarà metropolitana di fatto. Ritornando all'M9, secondo te... Perché poi c'è un po' questo, adesso si sta un po' sfatando questo mito, così ci sarà dentro, si stanno un po' aprendo alla città, cosa che fino ad ora non hanno molto fatto, no? Ma secondo te cosa bisognerebbe fare per coinvolgere di più tutte le componenti della città, insomma, in questo progetto? Perché ancora non si riesce. Allora, io so di essere poco popolare nel momento in cui dico queste cose. Un grande progetto come questo deve certamente tenere
in considerazione tutte le sensibilità della città, ma l'unica cosa a cui si deve chiedere alla città è di partecipare al suo successo, perché quello è un grande progetto, un grande investimento, dove le valutazioni non possono essere sempre legate alle valutazioni che hanno una dimensione a volte molto localistica, che rischierebbero di far fallire il progetto. Cioè stiamo parlando di un grande investimento che si inserisce in un'area estremamente importante nel quadrante veneto, e non solamente, e che richiede delle valutazioni che non possono essere legate al nome. Si chiama M9 Mestre, si chiama Venezia, si chiami come vuole, per me è indifferente, perché posso farsi studiare per la so che giacca magari voi che siete mestre mie, magari no, questa siamo cosa, aperti, però voglio dire, io mi sono poco appassionato a quella discussione, va bene, chiamatelo come volete, per me è indifferente, ma se pensiamo che se lo chiamiamo M9 diamo un'identità a Mestre, in realtà l'identità a Mestre ce l'avremo nel momento in cui funziona l'M9. Esatto. Allora tutti conosceranno Mestre e diranno: a Mestre ci sono stato, a Mestre c'è il museo, andate a Mestre. Quindi è un invito anche a tutte le categorie di commercianti. Tutti dobbiamo partecipare, perché è una scommessa, non dobbiamo aiutare l'M9, dobbiamo aiutare tutti noi attraverso l'M9, va bene? Perché l'M9 è un investimento della città, perché se funziona l'M9 funzionerà la città. Tutto, Galleria Barcella. Funzionerà tutto, perché sarà un grande attrattore, va bene? Sarà un grande attrattore e ci sarà una ricaduta in tutta la città. La domanda che dobbiamo farci è un'altra, così come per il turismo. È pronta la città a partecipare a questo, diciamo, avvio dell'M9? Forse ancora no. Perché dici forse no? Perché ancora non si è, credo, fino in fondo capito la valenza dell'M9. Allora, nel momento in cui si capisce la valenza dell'M9, che cosa produrrà? Poi non saranno 200.000, saranno 150, ma avremo tantissime persone che arriveranno qui in città. Quindi i nostri commercianti, imprenditori, devono iniziare a pensare: come mi attrezzo io per rispondere a questi fatti nuovi che stanno succedendo? E voi come categoria gli date qualche spunto? State un po'... Noi pensiamo, gli spunti che noi diamo sono sempre legati non tanto a spiegare al commerciante come deve fare il suo mestiere, come deve vendere, ma spieghiamo che oggi i temi con i quali devono fare i conti i commercianti il tema si chiama innovazione. Allora l'innovazione va declinata correttamente per quanto riguarda il commercio. L'innovazione non significa dotarsi di computer, di tablet, di non so che cosa, cioè di strumenti tecnologici. Significa avere dei strumenti tecnologici, perché la tecnologia e diciamo internet aiuta, ma soprattutto come utilizzare questi strumenti per quei cambiamenti che devono avvenire all'interno della rete commerciale, soprattutto per i nuovi servizi che devono essere dati ai consumatori, per promuoversi, non tanto per vendere con l'e-commerce che è già morto fadito per quanto riguarda i piccoli. L'e-commerce non funziona nel piccolo commercio, i grandi player sono Amazon, sono eBay, Alibaba ancora non è arrivato ma dovrebbe arrivare, quindi è inutile mettersi a fare e-commerce. Piuttosto ma lasciarlo fare. Si fa, però si può fare un e-commerce che è quello di presentare i propri prodotti, va bene, non tanto per venderli, ma per avere un'ulteriore vetrina e dare dei servizi. Io faccio sempre quell'esempio per rendere comprensibile che cosa significa, secondo me, no? Se io vado a vedere un paio di scarpe in un qualche negozio e magari mi piacciono, però devo ripensarci, torno a casa, decido che le prendo e dovrei avere la possibilità di mettermi in contatto con quel commerciante e dire: guarda, vanno bene quelle scarpe, ok? E possibilmente se riesci magari anche a farmele avere, tanto meglio a casa, no? Ecco,
Ora, anche questo servizio che si chiama servizio a domicilio, che difficilmente siamo in grado di garantire con ogni singolo negozio, se abbiamo la capacità dell'aggregazione, e cioè di tanti negozi che insieme cominciano a pensare come dare nuovi servizi ai consumatori, ecco, noi facciamo innovazione. Questa è l'innovazione, l'utilizzo del digitale, diciamo, per fare innovazione sui servizi. Io la traduco così, vorrei che questo potesse avvenire. Poi invece, siccome a te come a me piace girare le città, andare a spiare i mercati, proprio perché siamo una città che sta diventando, come dicevi tu, bisogna pensare in positivo e stiamo diventando davvero metropolitani. Non sarebbe bello, io lo sogno sempre, avere uno di quei mercati coperti come a Barcellona, Siviglia, Lisbona, bellissimo, dove, che so, mettiamo dentro tutte le nostre eccellenze, dal, che so, pescatore di Chioggia che mi porta il pesce fresco e mi fa assaggiare lo scampetto rosso, non so se qui ci sia, alla Cannoccia, dentro magari, non so, io mi sono sempre immaginata dentro l'Umberto I un enorme mercato coperto, dotato addirittura. A Lisbona hanno delle specie di macchine infernali che si illuminano, ti chiamano anche se sei dall'altra parte della città perché è pronto il tuo... Sì, ho ben presente. Non servirebbe? Servirebbe certamente, mi sembra un po' difficile a breve, perché l'intervento che si è previsto nell'unico mercato semicoperto che abbiamo è quello di Via Trapani, no? E quindi lì c'è un intervento di riqualificazione, ma certo non ha le caratteristiche che dicevi tu, perché le dimensioni dell'area ovviamente non consentono questo tipo di intervento, e quindi questo è un intervento che dovrebbe essere eventualmente sviluppato in una nuova area. Si chiami questo Umberto I, ma credo un po' difficile. Era un esempio, ma potrebbe essere ovunque. No, sarebbe molto bello all'Umberto I questo avvenisse, anche perché io sono stato tra quelli che nel momento in cui le previsioni, diciamo, di pianificazione sull'Umberto I distribuivano le cubature in metri quadri, io ho detto nell'Umberto I mettiamo tanto commerciale. Perché tanto commerciale? Perché questa città ha una debolezza nell'offerta commerciale e dobbiamo irrobustirla, e riesce a irrobustirla solamente se riesce a portare nella città degli attrattori forti, chiaro, con superfici e dimensioni che non sono piccole, cioè se noi aggiungiamo altri 10 negozi, 20 negozi va bene perché magari copriamo i buchi degli sfitti, ma non diventano gli attrattori forti, no? Noi abbiamo bisogno di attrattori di superficie medio-grandi. Tipo un centro le barche da un'altra parte? Anche di più. Anche più grandi? Anche di più. Non sarebbe ancora sufficiente, cioè noi per aiutare il commercio mestrino, no, perché io sentivo ogni tanto quando facevo queste affermazioni, ma ci portano via il lavoro a noi, invece no, è per aiutare quelli che ci sono, perché il problema di questa città è che stanno chiudendo, no? Che stanno aprendo, e abbiamo bisogno di avere degli attrattori che riescono a portare la gente che poi si distribuisce nella città, no? L'Umberto I sarebbe un'ottima occasione per un'offerta di questo tipo, che abbia anche una connotazione di una diversità rispetto ormai alla genericità dell'offerta che c'è, che è più o meno tutto uguale, che sia molto diverso rispetto a quello che si offre attualmente. E mi sono dimenticato prima però di rispondere alla tua domanda dei mercatini. Dei mercatini di Natale adesso. Sì, mercatini di Natale, sì. Quest'anno ormai credo sia molto difficile pensare a un format diverso rispetto a quello che abbiamo fatto negli anni precedenti. I tempi non ce lo consentono, consente all'amministrazione, non lo consente a noi che anche collaboriamo. Perché bisogna programmarlo in anticipo. Io ho chiesto all'amministrazione, e su questo ho trovato una risposta positiva: troviamoci a gennaio del prossimo anno. Finito il Natale di quest'anno, fra 2 mesi, parliamo del Natale 2019, mettiamo assieme un programma che possiamo promuovere tra i tanti operatori che ci sono,
quelli qualificati che fanno altri mercatini, guardate che sarà molto difficile portarli via dai mercatini che sono già programmati, però ce ne sono di spettacolari. Ecco, esatto, e quindi portare via da quelli là dove c'è una lunga tradizione una garanzia dal punto di vista economico per chi ci va non sarà semplice, però se noi presentiamo un programma per tempo dicendo che cosa offriamo, diciamo che cosa è successo nella città, come promuoviamo questi mercatini, ricordiamo il fatto che ci sono centinaia di migliaia di presenze turistiche e con gli hotel ovviamente dovremo fare dei ragionamenti non solo per il Natale ma anche per tutto il resto dell'anno, nuovi e vecchi. Ecco, nuovi e vecchi, ecco, e quindi questa è una nuova fase. Allora potremo costruire un evento molto significativo che è in grado di diventare un attrattore molto forte durante il periodo natalizio. Anche perché insomma il Natale è sempre stato uno dei momenti in cui si compra di più, in cui... Beh sì, il periodo degli acquisti ha perso un po' rispetto al passato. Devo tornare indietro in molti anni, però no, perché sappiamo, tu lo sai Marta, che quando facciamo le indagini natalizie ormai emerge che gli acquisti sono legati soprattutto ai regali e anche i regali quelli che costano meno perché poi si aspettano i saldi, no? E quindi da questo punto di vista... Però comunque però è un momento importante della vita della città. E abbiamo anche la fortuna che il nostro turismo non viene solo ad agosto, abbiamo un turismo grazie a Venezia distribuito in tutto l'anno. È una stagionalità lunghissima quella del turismo, è proprio anche un fatto molto positivo. E invece tornando a un altro dei temi che si sente veramente tanto in città e che prima hai toccato, queste benedette vetrine vuote, che speriamo che prima o poi si inverta la marcia, no? Ma ci sono veramente dei pezzi di città dove è un disastro, tipo via Circonvallazione, è vero? Non c'è più l'ex Umberto I, ormai è stato un disastro perché quella è proprio la dimostrazione più evidente, no? Che le città vivono di funzioni, e cioè se tu togli le funzioni la città muore. Togli l'ospedale, muore. 5 farmacie. Chiudono negozi, si riduce ovviamente la funzione della città. Togli altre cose anche legate alla pubblica amministrazione, perdi, no? Allora è evidente che questo problema legato ai negozi sfitti è un problema ed è la cartina tornasole delle difficoltà. Io non ricordo quanti, ma voi avevate anche dato dei dati. Sì. Abbiamo una percentuale purtroppo di circa il 23% nell'area centrale mestrina, cioè significa che su circa 1000 negozi 230 sono sfitti. Il numero è importante, chiaro. Purtroppo contraddistingue un po' tutte le città, con percentuali un po' diverse, però è il segno di quanto la situazione del commercio sia difficile a seguito in particolare di due aspetti. Il primo è legato alla grande concorrenza della grande distribuzione, no? Se noi pensiamo a che cosa abbiamo fuori di questa città, ogni tanto mi dico ma come vuoi che facciamo a competere con quello, basta andare qui nell'area Auchan, una concentrazione di offerta. Noi abbiamo una concentrazione che è pazzesca. È per questo che quando dico dobbiamo mettere commercio e qualcuno dice ma vengono a farci concorrenza, allora dovrebbero riflettere sul fatto che nascono i parchi commerciali, cioè uno si attacca all'altro. Esatto. Anche che viene lo stesso, se pensate solo all'alimentare che abbiamo qui, adesso Iperlando apre sempre in quell'area, perché? Perché si va dove c'è una concentrazione, un afflusso, no? Più forte l'offerta e più diventi un attrattore e più gente viene, no? Allora è evidente che abbiamo un problema della grande distribuzione che è fortissimo, che tra l'altro ha quella capacità di innovazione che è molto più forte rispetto a quella della città e dei negozi della città, perché anche qui ricordo sempre la nave de Vero è un elemento di innovazione, non tanto nei prodotti, e qui torno quanto nell'estetica, quanto in come va bene si offre il prodotto, si lavora molto sull'estetica, ok? E qui introduco un altro argomento che ancora oggi è molto poco
preso in considerazione, e cioè che cosa succederà tra non moltissimi anni a seguito di queste trasformazioni, perché stanno avvenendo due cose che bisogna prendere molto in considerazione. L'evento di internet e dell'e-commerce, che colpisce in particolare la grande distribuzione, motivo per cui voi avete visto ci sono attività che chiudono, MediaWorld, Troni. L'elettronica è in una crisi. L'elettronica perché ormai internet ha scalzato, va bene, Marcon, Carrefour è in difficoltà, e questo sta succedendo. Ma anche Coop & Coop della Nove De Vero è in difficoltà. Noi ci troveremo tra un po' di anni come molti quelli che, perché così sono stati fatti, scatoloni vuoti, perché non sono la Nave De Vero che erano scatoloni rettangolari o quadrati, vuoti, e quindi avremo un problema di bonifiche. Dopo aver consumato suolo, perché questa è stata la grande follia di chi ha amministrato un posto paese, la regione, i comuni, tutti questi anni. Noi abbiamo consumato suolo per costruire un'offerta commerciale che poi ha messo in forte crisi il sistema delle città, quindi senza un minimo di valutazioni di quali erano le ricadute che avrebbe provocato, e solo adesso ci si rende conto delle ricadute, va bene? E poi c'è questa sorpresa, oddio, le nostre città, guarda come sta succedendo. Capannoni vuoti da riempire. Basterebbe aver capito che cosa aveva prodotto già questi effetti, erano già stati misurati in altri paesi europei, no? Quindi ci troveremo un problema di bonifiche. Che cosa faremo di quei tanti contenitori che dopo aver prodotto effetti negativi della città, occupato suolo, prodotto diciamo strade nuove, asfalto, eccetera, saranno superati, perché c'è anche fortunatamente un ritorno e una riscoperta della città più in generale, anche da parte della grande distribuzione. Cioè la grande distribuzione oggi sta rivedendo un po' la propria programmazione. Tu fai sempre l'esempio di Ikea. Ikea appunto ad Amburgo ha aperto in centro, in area pedonale. Altre attività stanno aprendo in centro, va bene? Ecco, quindi questo va letto molto positivamente, tutto questo vuol dire questo ci salva anche, e questo salva anche dall'e-commerce, perché alla fine lo fanno apposta, no? Esatto, questo perché appunto non possono più pensare di affrontare i temi dell'e-commerce in quel modo, no? Allora non servono più le grandissime superfici, servono superfici minori, la logistica sta fuori e quindi si pensa a come fare la consegna, oppure le persone vanno a prendersi, e quindi cambia, ovviamente sta cambiando tutto il mondo del retail grande e piccolo, e questo incentiverà anche, sarà anche questo un'altra ulteriore spinta verso i piccoli commercianti che hanno oggettivamente delle difficoltà maggiori a interpretare i cambiamenti e affrontare i temi legati al digitale, no? E però tutti questi fenomeni spingeranno a cambiare, e probabilmente anche le nuove generazioni dei giovani Quindi c'è qualche commercianti. speranza? Io sono molto fiducioso, spero molto nella città, io sono convinto che vivranno un nuovo rinascimento. Rinascimento. Io sono molto convinto di questo. Ascolta, ti chiedo un'altra cosa, un altro tema che è molto caro alla Confesercenti, ma in realtà di cui si discute tantissimo dai social, perché questa cosa delle domeniche, delle aperture, è proprio un argomento che oramai è diventato da bar. Allora, ieri intervistavo il direttore nazionale della Fisascat. Parlavamo perché lui è uno di quelli che è stato in commissione parlamentare, esatto, e lui diceva, addirittura lui, per carità, lui diceva, allora, adesso dal nostro punto di vista tornare al tutto chiuso non è possibile, anche perché la gente è terrorizzata, diceva lui. La nostra proposta è quella lui ha detto quello che proprio hanno proposto alla commissione. Dicembre non si tocca, sarà tutto aperto, le festività 12 invece totalmente chiuse, quelle che conosciamo, Natale, Pasqua, eccetera,
E poi noi proponiamo una domenica su 4 aperta al mese. Ma al di là di questo, senza entrare nel dettaglio, tu cosa pensi? Insomma, Mestre turistica, Mestre tutta aperta, però insomma non proprio. Sì, bisognerà trovare ovviamente come tutte le cose, una mediazione rispetto al passato, no? Del numero di aperture. Tornare del tutto indietro. Nel Veneto, no, infatti nel Veneto c'erano 8 più 4, 12 domeniche. Bersani era ancora? Era più una competenza regionale. La regione Veneto, altre regioni avevano deciso quasi tutti che aprivano di più nel Veneto, però già allora eravamo arrivati, perché sentivamo un po' la spinta e anche la preoccupazione di qualche provvedimento che ci mettesse fuori gioco e che appunto arrivasse alla liberalizzazione. Poi arrivato, avevamo detto vabbè, possiamo attestarci sulle 20 domeniche. 20 domeniche aperte. All'anno, sì, aperto, che secondo me ancora oggi è un elemento, può essere un numero di mediazione tra chi vuole tutto aperto, chi vuole tutto chiuso, va bene. Facendo i conti della serva, 6 dicembre sono 4 e quelle non si tolgono, che sono aperte. Poi tutte le altre festività. Io penso che poi... Ecco, anche qui sulla questione delle aperture domenicali io ho un po' i miei pensieri sono un po' questi, che sono quelli della Confesercenti. Esatto. La prima parlavo di modernizzazione, no? Di Mestre moderna, questo ovviamente vale per tutti per quanto riguarda le aperture domenicali. Non è vero che sono i paesi moderni ed evoluti che tengono aperti, è vero il contrario, paesi più arretrati, chiaro, perché i paesi più evoluti riescono ad avere degli stili di vita che non sono legati esclusivamente al consumo e all'acquisto, chiaro? E allora anche qui una prima riflessione va fatta da questo punto di vista, no? Cerchiamo di prendere esempio dalle società e dalle democrazie più moderne, dai paesi moderni e evoluti. Che tu conosci bene. Che io conosco dove bene. Comunque non si lavora 7 giorni su 7, no, neanche 6 su 7, ma si sta andando verso il... Guardate, in Germania si lavora davvero, Austria, Francia stessa. Francia, ricordo sempre, Parigi, e così rispondo anche a Mestre, che nel momento in cui Mestre, cioè bisognerà poi definire, non è sufficiente individuare quante domeniche, ma poi bisogna pensare alle città turistiche, alle città d'arte, libera, fuori. Qui si apre il dibattito. Il dibattito non so come si chiuderà, so come si apre ma non so come si chiude. A pugnali. Però alcuni criteri potrebbero essere definiti fin da subito in questa, diciamo... Venezia è senz'altro una città turistica. Non ci piove. E Mestre lo sarà, perché ovviamente col numero di alberghi che ci sono non puoi dire che non è turistica. A Parigi hanno fatto una cosa molto intelligente, hanno detto aprono solamente le aree centrali che hanno una valenza turistica. Mestre, il ragionamento è lo stesso. Mi spiegate da un punto di vista turistico cosa serve aprire il parco commerciale di Auchan? O il parco commerciale di Marghera. O di Marghera, non c'entra nulla. Allora, siccome questa, bisogna anche cogliere le motivazioni e lo spirito del perché si è voluto rivedere la legge sulle aperture domenicali, al di là delle giuste rivendicazioni dal mio punto di vista dei lavoratori, certo, va bene, c'è anche un altro aspetto che era legato al fatto che anche le domeniche hanno contribuito in qualche modo a mettere in difficoltà il sistema delle città. Allora, se lo spirito è quello, nel momento in cui noi individuiamo le città d'arte e le città turistiche, dobbiamo perimetrare le aree, cioè questa è la parte della legge che la legge deve dire. E scusami, questa è una vera inversione di marcia, perché potremmo avere i centri aperti e i parchi commerciali chiusi. Esatto. È qui che volete arrivare voi, no? Io penso questo, perché questa è la filosofia delle cose, no? Attorno alle mie 9 è tutto aperto? Ovvio, la città deve stare aperta e allora... Ci spiace per Auchan, Panorama, Nave de Vero, Vale Center?
si accontenteranno qui noi non possiamo affrontare alcuni temi solamente da un punto di vista economico, va bene, dobbiamo affrontarli anche da un punto di vista appunto sociale, del valore che noi diamo alle comunità, se volete anche ai nostri valori e alle nostre tradizioni, no? Ecco, se pensiamo che abbiano ancora un valore, io penso di sì, no? Perché io ogni tanto faccio un sogno, che non è un sogno, lo faccio un sogno da sveglio, e penso ogni tanto, no? Quando noi il sabato e la domenica passiamo, io abito a Zellarino, passo dall'area dello Champ e vedo gente, traffico, eccetera. Arrivo in centro a Mestre e vedo un'affluenza molto modesta. Ricordo e dico, ma tutta sta gente, no? Se non ci fosse tutto questo, dove sarebbe? Ma voi pensate che città avremo? Avremo delle città che dal punto di vista commerciale, dello sviluppo, avremo delle città straordinarie, perché si sarebbe investito, perché la gente ovviamente, a parte gli ultimi anni, nel tempo ha aumentato la capacità di spesa, gli stili di vita, da quando è iniziata la crisi tutto questo è cambiato ovviamente, ma voi pensate che città, perché i consumi, la spesa avrebbe prodotto degli effetti sui cambiamenti della città molto più forti di qualsiasi pianificazione, programmazione a tavolino, diciamo nel pensiero, nel progetto, no? Perché sono questi i fatti che determinano i cambiamenti, no? Ecco, è un sogno, rimane un sogno, speriamo che nel tempo... Guarda, noi teniamo, questo è il lumino del sogno di Mestre, di Franceschi, che oggi... Vi sosseggiate il caffè, una piccola considerazione e poi rispondiamo anche a C'è qualcuno che... No, qualcuno ha fatto una domanda un po' provocatoria, dicendo, naturalmente... noi vogliamo le domande provocatorie. Ma riferendosi a Maurizio, dice, ma è quello che non sa se Mestre e Venezia siano due città o una sola? Non sei tu comunque questo? No, io so che è un'unica città oggi, so che c'è chi la vuole separare. Ma quello... Io ho sempre pensato che è bene che si vada verso le aggregazioni e non le separazioni, perché arriveremo al condominio ormai, va bene. E poi comunque, scusa, tu da rappresentante di categoria, tu sei per i brand in ogni caso, no? Certo. Brand Venezia, come... Però voglio dire, sono due città diverse, ma certo che sono due città diverse, come si fa a non riconoscere Venezia? Se pensiamo a Venezia poi è diversa non rispetto a Mestre, è rispetto al mondo è diversa Venezia, quindi figurati se non è diversa rispetto a Mestre, certamente sì. Però comunque, insomma, poi alla fine, quando si parla di commercio, di economia, eccetera, e tu dici sì, sarebbe bello che gli investitori arrivassero a Mestre, quindi questo. Noi abbiamo un gran bisogno di investitori. Un bel Fontego in centro. Sì, solo che non succederà per il momento, no? Quindi, una volta discutevamo proprio qua, perché non si investe a Mestre, perché non c'è un grosso imprenditore mestrino che mette i soldi per... Perché il problema è che fino ad oggi tutti gli investimenti che sono stati fatti nella città hanno avuto delle grandissime difficoltà. Sì. Veniamo Galleria Barcella, quanto ci ha messo a decollare? Allora lì sono degli imprenditori candiani, Galleria Barcella, degli imprenditori che credono nella città, hanno investito, gli va data una medaglietta a questi, no? Ecco, e quindi però hanno dovuto affrontare le difficoltà che questa città ha, d'accordo? Allora però prima uno, poi l'altro, domani speriamo un altro ancora, io ripeto, voglio proprio davvero pensare che il Museo del Novecento sarà un grande incentivo per altri investimenti. Sarà il nostro motore. No? Sì, sarà l'immagine di Mestre, cioè quello che noi non siamo riusciti fino ad oggi a trasmettere di che come è cambiata la città. Il Museo del Novecento ci aiuterà molto a dare questa idea di città che è cambiata e che cambierà ancora, no? E quindi tutto questo dovrebbe portare, mi auguro, a nuovi imprenditori che investono nella città. Un'ultima cosa ti chiedo, questa cosa dei distretti del commercio che voi come Confesercenti state lanciando, no? Sono delle aggregazioni, sempre per lo stesso motivo che l'unione fa la forza, no? Aggregazioni di negozi che mettendosi insieme... È un'aggregazione, il distretto del commercio è una modalità
attraverso la quale in Italia e in Europa si è tentato, a volte con successo, a volte meno, di rispondere alla crisi delle città e del commercio. Pubblico e privato si mettono assieme, cioè capofila l'amministrazione, associazioni, soggetti che hanno interesse nella città e cominciano assieme a ragionare sulla città, su come la città può, attraverso delle politiche che vengono decise oggi dall'amministrazione, ma che il più delle volte sono, come dire, molto settoriali. Cioè, faccio un esempio per capirmi. Quando noi parliamo dei parcheggi, della tariffazione, di come devono essere gestiti, vengono affrontati dall'assessore, diciamo, alla mobilità, e certo, quindi fa un ragionamento legato al suo settore. Allora, tutto questo è un segmento. Allora, i segmenti non vanno più bene ormai, perché ogni scelta che viene fatta della città deve essere vista in modo trasversale, intersettoriale. Allora, le politiche dei parcheggi sono sempre molto strettamente collegate a quello che è la città. E poi mi è venuta in mente una domanda che ti farò dopo. Agli eventi che succedono nella città, alle cose. Gli eventi stessi devono trovare un momento di coordinamento. Allora il distretto del commercio dovrebbe mettere insieme tutti questi soggetti per ragionare su come si gestiscono le trasformazioni della città, dove c'è la leva pubblica che decide. E se c'è un gap, sì. Esatto, si trovano le soluzioni. Ascolta, allora tornando indietro, questa cosa che a noi interessa molto, no? che ne abbiamo già discusso, assessore al commercio, tu perché? Attualmente la città non ha un assessore al commercio, le varie deleghe sono un po' ce le ha il sindaco, un po' si fa riferimento a qualche dirigente di settore. Tu dicevi, e hai già detto in più di un'occasione, o c'è davvero un assessore al commercio forte che riesca a mettere insieme questi segmenti, quindi parcheggi, perché appunto non è solo un problema di negozi e commercio, dipende da tante altre materie, oppure vabbè, meglio stare così, no? Cosa si può dire? Questo, cioè, se noi pensiamo all'assessore al commercio, aveva una funzione una volta, rilasciava le licenze, ormai c'è la liberalizzazione. Allora l'assessore al commercio certo può operare, soprattutto se è sempre stato concentrato molto nelle iniziative, quindi lo potremmo chiamare assessore alle iniziative. Assessore alle iniziative. In realtà, proprio per quel ragionamento che avevo fatto prima, oggi l'assessore al commercio, secondo noi, deve essere una figura molto autorevole, che è in grado di mettere insieme e di interloquire con gli altri suoi colleghi, che dall'assessore alla mobilità, alla viabilità, all'urbanistica, in modo tale che ogni scelta che viene fatta venga fatta considerando le ricadute che può avere sul sistema del commercio. Allora questo è l'assessore di cui abbiamo bisogno, un assessore che sia autorevole, che sia in grado di mettere insieme le scelte che vengono fatte nel momento in cui queste possono avere delle ricadute sul sistema della città e soprattutto delle attività commerciali. Insomma, non lo disdegniamo se per caso lo trovo. Sarebbe molto utile da questo punto di vista avere un interlocutore, se ha queste caratteristiche, altrimenti avanti così. Ne facciamo una ragione. Ascoltami, secondo te un'altra cosa che mi viene in mente, politica di parcheggi, il comune sta un po' capendo, sta un po'... Sì, il comune ha fatto delle scelte che sono secondo me positive, sia per quanto riguarda la politica dei parcheggi, sia per aver tolto le ZTL, che sono una storia molto lunga, si è dibattuto molto, poi abbiamo visto che togliere ZTL ha certamente agevolato la vita delle persone, non ha creato grandi impatti da un punto di vista dell'inquinamento, diciamo, del disagio per chi forse certo per qualcuno qualche disagio l'ha creato. Però oggi il tema che ci dobbiamo porre è quello di come complessivamente la viabilità mestrina dovrebbe essere cambiata, tenendo conto appunto del fatto che ci sono
gli hotel che ci sarà l'M9, che ci devi sono lavorare un po' di più che su se quello. domani mattina parte quel benedetto Umberto I, vuol dire che noi avremo concentrazioni di persone, no, in determinate aree che bisogna capire come arrivano, e quindi non lo risolvi con un senso unico, O delle rotonde. bisogna pensare come la viabilità complessivamente della città dovrà cambiare, quindi è un grande tema, è questo. Anche questo. Abbiamo toccato tantissimi argomenti. Noi potremmo invitarti settimanalmente, anche se il caffè l'ho bevuto solo io. Ho bevuto un goccino perché l'avevo già bevuto prima, non Ecco. sapevo che offrivi il caffè. Non hai neanche mangiato una fava. Mangerò dopo. Questo è il lumino di Mestre che noi teniamo acceso. Lo teniamo acceso allora. Va bene. Ringraziamo tantissimo il direttore veneto e direttore della città metropolitana, diciamo, della città di Venezia metropolitana. Maurizio Franceschi, che ci ha illuminato su tantissime questioni, e speriamo insomma che possa tornare a trovarci magari con delle notizie positivissime. Molto, molto volentieri, e grazie a voi per l'invito. Flakes. Then scrambled egg, bacon, sausages, tomatoes, toast, coffee, marmalade. I like marmalade. Marmalade. I like marmalade. West porridge is nice. Any cereal, I like all cereal. West porridge is nice. Oh God. Any cereal, I like all cereal. West porridge is nice. Oh God. Any cereal, I like all cereal.